Questa mattina presso l'Auditorium San Nicolò di Chioggia, alla conferenza dei sindaci del Litorale Veneto, è stata presentata la relazione del professor Paolo Feltrin, docente di Scienza dell'Amministrazione e Analisi delle politiche pubbliche all'Università di Trieste. I comuni della costa, società, economia locale, pianificazione strategica, confronto per la ripartenza post-Covid, il titolo. Oltre al sindaco di Chioggia Mauro Armelao erano presenti il sindaco di Cavallino Treporti, presidente della conferenza dei sindaci della Costa Veneta, avvocato Roberta Nesto, l'assessore al demanio turistico Serena De Perini, il dirigente del settore dei lavori pubblici Stefano Penso, i consiglieri comunali Marco Lanza, Riccardo Griguolo e Marcellina Segantin e gli stakeholder del settore turistico locale, tra cui il presidente di ASA Giuliano Boscolo Ceggion, la presidente del consorzio Lidi di Chioggia Elena Boscolonata, la presidente del consorzio con Chioggia Sì Silvia Vianello, il presidente di Ascot Giorgio Bellemo e l'amministratore unico di Chioggia Ortomercato Veneto Giuseppe Boscolo Palo. Presente anche il direttore generale dell'US3 Edgardo Contato. Il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, confermando che la politica locale vuole lavorare al fine di crescere e andare oltre al Covid, ha ringraziato il dirigente della US Edgardo Contato per l'impegno messo in campo, sperando di superare questa emergenza sanitaria. La necessità è di superare le problematiche del territorio come la viabilità, in quanto a chi investe servono certezze. L'amministrazione vuole essere al fianco degli imprenditori che nel rispetto delle norme vogliano portare nuovi servizi, aumentando la qualità della vita e dando occupazione. Per lo sviluppo di Chioggia l'amministrazione ha le idee chiare e vuole condividerle con le associazioni di categoria e con gli imprenditori. L'intento è di lavorare anche per portare le infrastrutture che mancano dalla ferrovia alla riqualificazione della Romea. Il presidente della conferenza dei sindaci, avvocato Roberta Nesto, ha affermato che il desiderio è che passata la pandemia i territori possano tornare ad esprimersi al meglio. Alcune criticità sono sempre state affrontate in modo frammentario e senza risorse. Ora il PNRR è una grande opportunità da cogliere per le ricadute positive sui cittadini e sui territori. Si rende ora necessario cercare di attrarre le risorse provenienti dall'Unione Europea da investire nel migliore dei modi. Il professor Paolo Feltrin ha esordito affermando che il turismo della Costa Veneta in epoca Covid ha avuto risultati migliori delle previsioni. Ora si rende necessario accompagnare la ripartenza. Lo studio fatto osserva il territorio da una certa distanza per coglierne gli aspetti peculiari. Nell'ottica dell'attuazione del PNRR diventa fondamentale dialogare con il governo perché tenga in considerazione i bisogni reali del territorio della Costa Veneta, dall'accessibilità a strade e ferrovie ai parcheggi e le aree green.